una storia più grande di me. Teresa Restivo se ne va. Lascia l'incarico di liquidatore del lato Gesa Agrigento 2 dopo circa 3 anni di duro e intenso lavoro nella sede dell'ASI industriale. A fine aprile, dopo Pasqua, dopo l'approvazione del bilancio 2011, se ne tornerà a Palermo negli uffici della regione siciliana. Teresa Restivo tiene a precisare che non scappa da una situazione finanziaria diventata insostenibile, che non lascia una barca che rischia di affondare, ma si dimette perché è difficile far quadrare i conti ed è stanca di dover rincorrere spesso i sindaci per ottenere le somme necessarie per garantire i versamenti mensili alle imprese. Molti mi hanno chiamato per cercare di dissuadere, insomma, di farmi cambiare idea, però non è una cosa per far alzare le mie quotazioni, perché ben poco mi interessa, è soltanto un sentirsi sola, e quando si è soli allora in quel momento si è in pericolo, e io per ora mi sono sentita sola. Cosa l'ha delusa maggiormente del suo impegno e del suo lavoro qui al lato Gesa? Forse la mancanza di volontà di capire veramente questo percorso, di andare avanti soltanto con idee fisse, mentre realmente l'ATO può funzionare anche bene, però ci vuole la collaborazione di tutti. Siccome capisco che ormai hanno i vari sindaci problemi nelle loro casse comunali, perché non ci sono i soldi, non ci sono soldi sufficienti, con i diversi tagli sia regionali che nazionali, siccome io non vedo uno spiraglio di luce per cambiare questa situazione, tranne un intervento della regione che cercherò di ottenere, perché non mi arrendo, io voglio lasciare le cose più tranquille possibili, quindi cercherò un ulteriore aiuto dalla regione. Non ci dimentichiamo che l'anno scorso ci ha versato 9 milioni e 6, quindi siccome quest'atto è un atto particolare, perché il non riscosso se lo carica l'ATO, non i comuni, mentre in altre realtà di altri miei colleghi degli ATO, quando il cittadino non paga pur ricevendo la bolletta, poi è il comune che deve trovare le risorse per coprire questo, tra virgolette, buco. Qui è diverso, qui è l'ATO, e quindi quando l'ATO ha un sacco di somme da riscuotere e ha difficoltà anche a riscuoterle, e non c'è la collaborazione dei sindaci neanche nel presente, nel dare quella piccola quota che è a carico del comune. Io sto parlando in generale, ci sono anche comuni che versano regolarmente, quindi non voglio criminalizzare, però quando non c'è neanche questa sensibilità, allora è inutile, io non voglio essere il Don Chisciotte di turno. Teresa Restivo è amareggiata per le continue emergenze finanziarie che vive lato Gesa, ma è decisa nella sua volontà di mollare l'incarico e non tornerà indietro. Ma prima di lasciare, grazie agli incassi della lotta all'evasione, ha dato mandato di pagamento dello stipendio ai netturbini ed ha saldato una parte del debito pregresso con la ditta Catanzaro che gestisce la discarica di Siculiana. Qui ce la stiamo mettendo tutta per cercare di fare vivere quest'atto, per cercare di ridurre i costi, di creare una maggiore equità nei pagamenti, scovando gli evasori. Insomma, è anche adesso l'ultimo sforzo di cercare di pagare qualcosa, tant'è che venerdì i lavoratori percepiranno un'altra mensilità. Nel frattempo mi ha anche un po' scoraggiato questo silenzio sulla riforma degli ATO, nel senso che, come sappiamo, quando il 27 gennaio scorso, quello 2011, io sono stata nominata liquidatore, si era in attesa proprio della nascita del nuovo soggetto, la società di regolamentazione dei rifiuti. Quindi il mio ruolo sarebbe stato quello di liquidare l'ATO, ma altri soggetti avrebbero fatto continuare questo nuovo ATO 4. Tutto questo ancora non è stato fatto.